counting down the minutes till it's Tuesday. Another day back on my feet. I'm fighting every minute till the weekend, so I can live it up and do it all again and again. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Buongiorno a tutti, ci troviamo in prossimità del Rifugio Battisti ai piedi della catena delle Tre Croci sulle piccole Dolomiti e oggi andremo a percorrere un pezzo del sentiero dei Grandi Alberi per poi incrociare il sentiero che va fino al passo Oristele e quindi arrivare in cima al Monte Zevola e rientrare per il passo delle Tre Croci, quindi andiamo a fare una bella mangiata al Rifugio Battisti. C'ho troppi passi, troppe strade, potevamo andare al Rifugio Battisti a mangiare, eravamo già a posto, dai, va, vedo per stavolta facciamo quel giro qua, dai, forza. Monday, another week I can't believe I'm counting down the minutes till it's Tuesday. Another day back on my 200 metri al parcheggio e arriviamo al Rifugio Cesare Battisti. Qui proseguiamo per il sentiero 120 per il sentiero dei Grandi Alberi. I'm fighting every minute till the weekend, so I can live it up and do it all again and again. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. A 25 minuti incrociamo il bivio per il passo Oristele, prendiamo il sentiero 121. Wednesday, and I can't wait to get away. I'm counting down the minutes till it's Thursday. I'm holding on for one more day. I'm fighting every minute till the weekend, so I can live it up and do it all again and again. Friday we go dive, Saturday. Il sentiero sale nel bosco tutto a zigzag. Ora siamo usciti, abbiamo un bellissimo scorcio sul percorso dei Grandi Alberi e là in fondo vediamo il Rifugio Battisti. Proseguiamo per il passo Oristele. Sunday party and let's call it a perfect weekend. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. The perfect weekend. The perfect weekend. Let's call it a perfect weekend. Un'ora e 20 e siamo arrivati al passo Oristele. Adesso proseguiamo per di là per il sentiero 121. Everything you see reminds you of how it was. No matter where you go or how much you drink. A 5 minuti dal passo troviamo questa segnaletica, si cambia il numero del sentiero, prendiamo il 202 verso il passo Zevola. You'll
escape it 'cause you're still in love with her, but she's moved on. You're hanging on to something that's gone. I know that it burns. It's been so long and it all feels wrong, 'cause you're still in love with her. Sometimes you gotta get real low and live a life all on your own. Lose it a bit before you know. You should have never let her go. I know it hardly makes no sense, but that's the way it goes, my friend. In 2 orette abbiamo raggiunto il passo, là in fondo si vede il rifugio Fraccaroli e ora si prosegue per la cima, che è la più alta del gruppo delle Tre Croci. Never let her go. You should have never let her go. You should have never let her go. Now it's so clear to see the writing is on the wall. You never really... Abbiamo raggiunto Civa Azevola, da qui si apre un panorama spettacolare su tutti i Lessini e sulle montagne circostanti. Cima Azevola è anche il punto d'arrivo del famosissimo Vaio dell'Acqua. Lo faccio vedere se riesco. Eccolo là. Il Vaio dell'Acqua si fa in inverno con ramponi e picozza. Non è una cosa per me, ma per gli alpinisti esperti senz'altro. Ora Dame fa volare il drone e poi si va al rifugio Battisti, e in fondo, come vi ho mostrato prima, Cima Carega e rifugio Fraccaroli. Until she ain't there at all. You're still in love with her, but she's long gone. You wish you knew before you were wrong. I know that it burns, and it's been so long, and you can't move on, 'cause you're still... Amici del canale, ora andiamo verso il passo Tre Croci e finalmente se va a mangiare. Forza! Sometimes you gotta get real low and live a life all on your own. Lose it a bit before you know. You should have never let her go. I know it hardly makes no sense, but that's the way it goes, my friend. Sometimes you gotta be alone to know. You should have never let her go. You should have never let her go. Abbandoniamo il passo Tre Croci e in più o meno 40 minuti dovremo arrivare giù al rifugio Battisti. You should have never let her go.
Sometimes you gotta get real low and live a life all on your... L'escursione di oggi finita, è un bellissimo percorso, uno dei miei preferiti da fare in questa zona. È un anello di circa 4 ore, perciò non vi porta via tutta la giornata. Ci sono 750 metri di dislivello, non c'è esposizione a parte sulla cima dove bisogna stare attenti perché la croce si trova in un punto esposto. Il sentiero è anche un po' sconnesso, comunque per chi è abituato a camminare non ci sono problemi. Lascio l'ultima parola ad Ome. Niente, dai, 750 metri di dislivello, un bel giro, e come sempre spero che vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto come sempre vi chiedo di mettere un bel like, un pollice in su, e se volete vedere altri video come questi mi raccomando attivate la campanella, registratevi al canale in modo tale da rimanere aggiornati sui nostri prossimi video. In descrizione metterò sempre la traccia del percorso che potete scaricare gratuitamente e il parcheggio. Ciao a tutti da Devi sempre me. Counting down the minutes till it's Tuesday. Another day back on my feet.